Da oggi la Nuorese inizia a preparare la difficile trasferta di Viterbo, una gara in cui servirà una grande attenzione e un grande cuore. La società ieri ha respinto le dimissioni del tecnico Marco Mariotti che nei minuti successivi alla conclusione della gara col Muravera aveva rimesso il mandato nelle mani del presidente Michele Artedino. Il sodalizio di Via Aosta ha espresso piena fiducia nel tecnico e chiamato la squadra a dare un segnale di svolta rispetto alle ultime prestazioni. La Nuorese riduce da 4 pareggi e in qualche modo sembra aver perso lo spirito combattivo che l'aveva contraddistinta nella prima parte di stagione. Da quello occorre ripartire per chiudere nel migliore dei modi il campionato, il cui bilancio ad oggi comunque, lo dicono i numeri e la classifica, rimane positivo. Queste le parole del capitano verde-azzurro Daniele Bianchi sulla situazione della squadra al termine della sfida col Muravera. Al di là della partita io penso che un ambiente dove insomma, si vuole crescere bisogna anche un attimino cercare di contestualizzare il tutto, di andare avanti perché io sono fermamente convinto insomma, che la società è presente, i giocatori ci sono, poi il campo io vorrei vincere tutte le partite. Dobbiamo fare sicuramente di più, lo staff ci dà tutti gli strumenti per arrivare alla domenica strapreparati. Ripeto, dobbiamo cercare di fare qualcosina in più, ma insomma, sapevamo che non potevamo fare neanche ci poteva essere anche un calo diciamo, rispetto alla prima parte di stagione. L'unica cosa da fare, sembrerà scontato, ma cerco di essere abbastanza concreto e pragmatico. Sinceramente spero che tutto si rimetta a posto perché abbiamo tutti gli strumenti per affrontare le restanti partite sicuramente in maniera migliore di questa.